Gli italiani che acquistano dipinti oggi per tenerli appesi al muro sapranno se si sono sbagliati o se hanno avuto ragione nel loro acquisto più o meno fra 30 anni e di fronte al giudizio del tempo i 100 euro in più o in meno spesi per un dipinto saranno ben poca cosa. Un elenco di prezzi, per quanto redatto con scrupolo, e un'idea sommaria dei meccanismi che agiscono sul mercato dell'arte non servono a garantire dagli errori più di quanto la piccola posta dei settimanali femminili non serva a garantire la fortuna in amore, oppure la lettura di Buffalo Bill a farci vincere un premio al tiro a segno. Comprare quadri è un'arte, quasi come dipingerli, e il collezionista è tale per istinto felice, per vocazione e direi per necessità, non certo per l'abbonamento ai listini di Sotheby's. Alberto della Ragione, uno dei maggiori e più acuti amatori d'arte italiani, nel 1940 rinunciò ad acquistare un appartamento a 110.000 lire di allora per correre a soffiare a un gruppo di collezionisti milanesi l'autoritratto di Modigliani che il fallimento di Riccardo Gualino aveva messo sul mercato. Sembrò ai tempi un gesto avventato, quasi una stravaganza, ma il dipinto ora è al Museo di San Paolo e della Ragione non si è certo pentito di aver seguito il suo impulso. Naturalmente non si può come criterio guida nel comprare adottare l'impulsività o lasciarsi dominare da scelte automatiche e irrazionali. Questo metodo può servire e non serve ai surrealisti o agli artisti zen per scrivere poesie o dipingere, ma nel momento di firmare un assegno una certa cautela ovviamente non guasta. Per chi non è un mercante, e forse anche per i mercanti, però il rapporto giusto con un quadro è un rapporto di amore, nella generale e totale opinabilità dei valori artistici, nel variare dei corsi e delle mode, nelle crisi del mercato e nelle personali avventure e disavventure, l'amore è l'unica condizione che garantisca dai pentimenti e che assicuri, in cambio del denaro speso, un bene certo e durevole, quello di contemplare ogni giorno l'oggetto amato. Perciò, in nessun campo come in questo, i consigli degli amici, la speranza del guadagno, l'ambizione di essere aggiornati e tutte le altre possibili tentazioni che influenzano un acquisto devono essere esecrate e sfuggite quasi come la peste. C'è poi una tentazione che fra tutte è forse la più pericolosa, vale a dire quella di correre dietro un pittore perché i suoi prezzi salgono. Kahnweiler, l'ultimo sopravvissuto dei grandi mercanti d'arte che lanciarono i cubisti al principio del Novecento e che alla fine della sua carriera ha amministrato Picasso in esclusiva, ha avvertito i collezionisti a guardarsi da questo anche parlandone alla radio. Un rapido successo di pubblico, egli ha detto, secondo me è un cattivo segno, per la semplice ragione che non è dato a tutti apprezzare la pittura, avere sensibilità per la pittura. La gente dice subito non sono un musicista, ma nessuno mai dice non sono un pittore, però è la stessa cosa. Amore, ma non è detto che l'amore più felice sia il più fulminante. Ci sono donne che rapiscono gli occhi al primo incontro e risultano all'abitudine assai meno desiderabili compagne. Per un quadro il corteggiamento è necessariamente più breve, pure è ragionevole che non sia istantaneo e che abbia la sua durata e anche i suoi ripensamenti. In realtà il prezzo corretto di un dipinto, il prezzo di un pittore non esiste, o esiste soltanto come quelle scritte generiche che si mettevano sulle antiche carte geografiche, Hic sunt Leones, paese dell'Avorio, regione dei Pigmei, e che stavano a significare remote possibilità di incontri e disponibilità a tutte le avventure. Un pittore dipinge quadri belli, quadri mediocri e quadri brutti, fa tele, tempere, disegni, cere, schizzi, bozzetti, studi o addirittura scherzi che qualche volta possono essere scherzi di cattivo gusto. Anche Picasso ha fatto le sue porcherie e l'abitudine di vedere pagate come sue le cose di scarsa qualità alla pari come quelle di ottima qualità non deve viziare il nostro discernimento. La virtù del collezionista è di conoscere il pittore e di saper valutare quanto mette di sé in ogni sua opera,
dove dipinge con la mano destra, dove con la mano sinistra e dove con i piedi. Questo era un estratto molto interessante, a mio giudizio, da Denaro al muro, Fabrizio Dentice, Rizzoli.